andata male. Avevamo preparato la partita sapendo come doveva essere e così è stata questa partita, però non abbiamo fatto sicuramente una bella partita e abbiamo perso, e onore ai vincitori. E sono state delle situazioni che hanno innervosito un po' la partita, perché dico, noi alla prima prendiamo il rosso e poi ce n'erano due gomitate evidenti, però dico, fa parte del gioco, sbagliamo noi, sbagliano gli arbitri e ripeto, loro sono stati più bravi e hanno vinto la partita meritatamente. Abbiamo messo voglia, abbiamo messo 4 attaccanti, abbiamo cercato di racciuffarla, alla fine abbiamo preso un altro palo, è mancato quella brillantezza alla fine, diciamo, che poteva un po' regalarci un pareggio che penso che alla fine era meritato, perché per visto quello che si è visto oggi in campo il pareggio era meritato, però ripeto, ci lecchiamo le ferite e pensiamo alla prossima. Corso penso che ne ha altri 20 giorni, Azimati idem, Miliziano stessa cosa, siamo un po' corti, però ripeto, ho fiducia in questi ragazzi. Oggi 4 2006, un 2 2007, ma va benissimo così, va bene, fa parte del percorso di crescita, sappiamo dove dobbiamo lavorare e dobbiamo dare ancora molto di più, perché oggi non abbiamo dato quello che diamo di solito. La Liga ha fatto bene, poi ovviamente è calato fisicamente perché è con noi da 3 settimane e viene da un lungo periodo di stop. Acquaviva è entrato bene, un classe 2007, ha fatto benissimo, ha dato un po' di brio a centrocampo, poi abbiamo preso l'espulsione da ingenuità e quindi abbiamo sofferto poi l'inferiorità a centrocampo nostro. Parisi rientrava anche lui da un lungo infortunio e ci ha dato sicurezza dietro, alla fine ho spostato anche Duli avanti, però ripeto, testa ormai alla prossima, archiviamo la prima sconfitta stagionale e testa alla domenica successiva.